nos llama, la fiesta empieza. Bajo el sol caliente la risa pesa. Copacabana brillando en tus ojos. Jóvenes locos siguiendo sus antojos. Es un carnaval, la noche nos envuelve. Miradas que cruzan, el amor se pierde. Bailamos hasta que la luna. Oh, oh, oh. En la sombra de la luna te veo aparecer. Tu mirada me cautiva, no lo puedo esconder. Tus ojos son estrellas que me guían al amanecer. En tus brazos encuentro todo lo que quiero ser. Bachata en el alma, tu amor me hace vibrar. Cada paso, cada giro, contigo quiero bailar. Eres la melodía que mi corazón canta sin cesar. Cari amiche e cari amici, dopo la passeggiatina serale ieri a Pozzallo ci siamo spostati oggi col nostro camperino sulla spiaggia di Maganuco. Siamo vicini a Pozzallo, comunque 3 chilometri, in periferia praticamente, penso che sia una frazione di Pozzallo. poi qua C'è una veramente una bella spiaggia, veramente. bellissima, adesso non c'è nessuno, No. è deserta, è tutta per noi, è tutta nostra, è tutta nostra. E poi si cammina benissimo perché la sabbia è bagnata, compatta. Sì. Fa ancora un po' freschino perché il sole non vuole uscire dalle nuvole. Però prima Fa c'erano capolino però. 20 gradi quando c'era il sole prima, Basta che esca il sole. e pam! Estate, È arrivata l'estate a gennaio. Dai che sta uscendo, dai che sta uscendo. Sole, facciamo la danza del sole. Sì. Eccolo che sta uscendo, eccolo, va, che sta uscendo, va. L'abbiamo chiamato, sta uscendo, Sì, guarda. sì, Guarda, sì, guarda, sì, guarda, sì. guarda, guarda il mare, com'è bello. Eccolo là. Eccolo che arriva. No, gente qua. Allora, in Veneto ci sono oggi 7-8 gradi. Beh, insomma, pensavo Qui siamo intorno alla ventina, la felpina è più che sufficiente. Sì, ma fra un po' ce la togliamo anche. Manichine corte, adesso andiamo lì, ci prendiamo un po' di sole. Viva la Sicilia, ci piace la Sicilia? Sì. La Sicilia ci piace, anche d'inverno. Certo. Andiamo a vedere, ma qui c'è una persona. Ma buongiorno, mi scusi, ma come si sta oggi? Dica. Troppo bene. Non posso descrivere. Allora, salsa, formaggio, pane, coltello, acqua, affettato, abbiamo tutto. E vi starete chiedendo che cosa sta combinando la nostra oriettona Abbiamo portato qualcosa di buono. dalle nostre parti qua in Sì, Sicilia. allora siccome ormai siamo a fine gennaio ma i pandori costano pochissimo, noi non abbiamo saputo resistere alla tentazione. Ma cosa c'è di meglio che mangiare una fetta di pandoro sulla spiaggia? Guarda, in costume da bagno. Penso che non ci sia niente di meglio. Non c'è ricchezza al mondo. In realtà ci sono tante cose buone che si possono mangiare anche qua, ma oggi avevamo voglia di qualcosa di
delle nostre parti. No, la verità è che costava 2,90 €. Ci siamo detti, ma ascolta, 2,90 € un peccato lasciarlo qua. Viva il Poi non Pandoro! l'abbiamo ancora mangiato quest'anno, E sai? poi, Orietta, io devo spiegare chi ha inventato il Pandoro. Adesso, guarda, taglia che io dopo Io ho già spiego. tagliato. Bene, adesso vengo di là e spiego l'origine del Pandoro. Dai, vieni, ti ascoltiamo. Ora raccontami l'origine del Pandoro. Allora, l'origine del panettone, tu lo sai, l'avevo Sì, già questo l'abbiamo raccontato, già raccontato. che noi l'abbiamo inventato noi veneti il panettone, perché andate a vedere l'altro video dove spiego Adesso chi ha spiegami inventato del Pandoro. il Pandoro. Allora, il Pandoro l'ha inventato comunque noi veneti, anzi anche- a Venezia, anche quello. a Venezia il Pandoro. Allora c'era Tony, quello che aveva il forno, no? Che Sì. faceva, e a un certo punto voleva fare un dolce così per Natale, e si è messo a impastare, se non che stavano facendo dei lavori di ristrutturazione in casa sua, per cui c'erano i muratori e la calce, e ha lasciato un sacco di cemento e sia un sacco di farina. Porca miseria, sto qua cosa fa? Tony, il fornero, sa sbagliare, invece è su una casciola di farina, era tutta una casciola di cemento, e ho fatto, figurati come può essere venuto fuori sta roba. Allora glielo dà ad assaggiare al suo collaboratore e dice: Marietto, vieni qua, ascolta, assaggia sto dolce che ho preparato. E Marietto va, da un borsegone si spacca un dente e fa: come ti pare? Mi pare un panduro. Panduro. Allora dopo cosa è successo? Che ha riprovato, panduro, e dopo è diventato il Pandoro. Ma chi l'ha inventato il Pandoro? Noi veneti a Venezia, Ostrega, Araccio, Acqua Alta, Cici. Ah, sì? E viva il Pandoro! E cari amici camperisti, non c'è storia, il nostro van da 5,40 m si parcheggia proprio dappertutto e adesso siamo... Noi siamo in centro a Pozzallo, bellissima cittadina che adesso vi portiamo a visitare. Vamonos! Andiamo. Ciao camperino, stai buono qui con le altre macchinine, eh? Ed ecco uno dei tanti vantaggi di avere un camper piccolo. Il fatto che veramente la nostra è stata proprio una scelta di prendere un van da 5,40 m, proprio perché riusciamo ad arrivare nei centri e a parcheggiare senza problemi, proprio nelle posizioni più comode per visitare le città, cosa che non si può fare purtroppo con dei veicoli più ingombranti, con dei camper. Sicuramente poi abbiamo anche qualche altro vantaggio, no, vantaggi, è un vantaggio perché dobbiamo, essendo piccolino anche dentro, e dobbiamo stare vicini. Beh, questo sì Questo che è è un un vantaggio. vantaggio, bellissimo anche. Come sono romantico. Non avrei mai immaginato. Mio amore. Questa è una piazza centrale, da questa parte in fondo c'è il mare, stasera purtroppo è una serata un po' così. E allora Orietta, come sta andando il nostro viaggio in Sicilia? Sta andando abbastanza bene, a parte il tempo che non è tanto favorevole. Purtroppo Ma siamo fiduciosi per la prossima settimana. sì, il fatto è che Già appunto domani dovrebbe essere bello. se non c'è il sole e di sera, purtroppo bisogna vestirsi perché fa frescolino. Sì. Non freddissimo però, No. perché ci saranno
13-14 gradi stasera, tutto sommato, con la giacca imbottita. 16 c'era scritto sta il cartello, 16. Sta molto 16, benissimo. Oggi addirittura c'era un po' di sole e 19, 20 gradi, quindi si stava benissimo. Sì, sì. E quindi è un po' variabile. Bene, allora ormai siamo nelle vicinanze di Catania, quindi non si può più dire arancina, ma si dice arancino al maschile. Allora, io in video precedente ho dato una spiegazione molto fantasiosa, a dire il vero, infatti sono stato subito mazziato e Era una corretto. battuta. E ho spiegato che l'arancino maschio si chiama così perché ha fatto a punta e quindi è maschio, e l'arancina, siccome è forma di patata, e allora è femmina e allora diventa arancina. Naturalmente c'è stato subito qualcuno che ci ha corretto e Ma ci ha noi spiegato. abbiamo scherzato, Ovviamente, naturalmente. però Orietta si è informata e questa sera finalmente ci darà l'esatta definizione e la differenza che intercorre fra l'arancina palermitana e l'arancino catanese. Sei pronta, Orietta? Allora, sì o sì? Ah, Sì, sì. Allora, aspetta, sei la protagonista di questa cosa. Aspetta, tac. Ecco, allora, spiegaci una volta per tutte. È semplice. A Catania, invece di dire arance, dicono aranci al maschile. Quindi, di conseguenza, arancini, anche quelli che si mangiano, no? Hanno la forma di aranci, aranci, dicono. Invece, nella parte di Palermo, occidentale, sono le arance, per quello dicono arancine, perché chiamano arance al femminile, mentre a Catania aranci al maschile. È semplice. Dopo ci sono gli arancini o arancine fatti a forma con la punta. Quelli là si riferiscono alla forma del vulcano, dell'Etna, naturalmente. Ecco, tutto qua, è semplice. Che ci vuole? Bene, abbiamo trasmesso Orietta Storia e Cultura. Orietta Channel in diretta da Pozzallo. E inoltre qui in Sicilia non chiedete mai una brioche, ma chiedete dai. un bel. Cornetto. E stasera ceniamo in centro a Pozzallo, ristorante da Orietta. Adesso il ristorante. Che cosa ci prepari questa sera, cara? Oh, stasera mangiamo leggero, perché oggi siamo andati a pranzo e abbiamo esagerato un po'. Un finocchietto, ti piace il finocchietto? Sì, è da mangiare. È da mangiare. Non lo so, vuoi che facciamo una frittatina? Buono, sì, va bene, sì, come no, dai, forza. Orietta al lavoro, cucinerei io, diciamo la verità, cucinerei io, ti direi, Orietta, siediti qua e cucino io. Ma il camper è piccolo, o cucina uno o cucina l'altro, e poi due cuochi in cucina, si sa, la minestra sa, quindi. Ecco qua, padelle e via. Padelle per la frittata, perché per la frittata ci stanno 2 padelle. Così, che poi si gira la frittata. È un giro frittata in pratica. Sai? Ok, dai allora.
Iniziamo. Ci guardano tutti. C'è la gente ma che passa. dai, ma insomma, C'è la gente un po' che di passa. privacy. Siamo rimasti intrappolati nella zona pedonale, non Zitta possiamo tiene. muoverci. Restiamo qua, noi restiamo qua, non ci muoviamo. Va bene, basta. È forte sta roba, mi pare adesso dentro un acquario, guarda. C'è la gente che passa, che guarda dentro. Ma tu cosa stai a fare là? Il pesce, che faccio? Mi godo la passeggiata, la gente che va su e giù. Cioè, ti rendi conto il bello del camper? Sì, Oh, ma- siamo in sosta regolare, perché non c'è un divieto di sosta Sì, qua. ma noi non ci muoviamo da qua, altrimenti allora no. se ci muoviamo allora No, non siamo più perché- regolari. Quindi noi qui restiamo, facciamo l'acquario. Ma gente- ci guardano tutti. No, sai che facciamo adesso? Apriamo il portellone, no? Apriamo la tendalina e ci mettiamo a vendere le piadine. Allora là. Cioccolata calda, Cioccolata cioccolata calda. Oh, Rita, fa cioccolata che vi darà la ricetta. Noi questi giorni vi diamo la ricetta della cioccolata calda di Orietta. Senza zucchero, senza latte, senza No, cioccolato. senza zucchero no, Ah no, scusate. Senza latte, Senza latte. senza cioccolata. No, non sto scherzando. Questo è il nostro bar, fronte mare, arrabbiato. Mare arrabbiato. Sulle strade noi due sempre in cerca di quel cielo azzurro dentro noi. Con il camper andiamo senza fretta e il vento ci guida, sai. Con Orietta sorrido la giornata, tramonti e mare il nostro diario. Ogni fermata è una nuova storia e viviamo l'attimo raro. Con Orietta sorrido la giornata, tramonti e mare il nostro diario. Ogni fermata è una nuova storia e viviamo l'attimo